Novara avanti tutta, l'Igor Gorgonzola supera a vele spiegate il Bisonte Firenze, si porta a casa un netto 3-0 che consolida il secondo posto delle piemontesi. Sulla vittoria della squadra di Lavarini ha sicuramente inciso il successo ottenuto nella prima frazione, che è stata veramente molto combattuta. Superato lo scoglio, il match è stato tutto in discesa. Diverse assenze da segnalare: Venturi, che è rimasta tutta la gara in panchina perché le prese con problemi alla caviglia, Lasic e Belien per Firenze, Washington invece con un infortunio muscolare per Novara. Parte forte la squadra ospite, Smaršek subito in partita, Hancock martella da oltre la linea dei 9 metri, mettendo in difficoltà la ricezione avversaria. Piano piano però il Bisonte si registra dietro e riesce a rosicchiare punto su punto alle avversarie. Serie di set ball annullati da una parte e dall'altra fino a quando al servizio non ci va una certa Herbots. Sul 27-27 la belga fa boom boom, 2 ace di fila e vittoria nel set consegnata alla sua squadra. Il secondo set è senza storia, Hancock orchestra a proprio piacimento, Bosetti e Herbots passano sia da prima che da seconda linea, ma soprattutto la squadra di casa fa fatica a mettere giù palloni, con le avversarie che riescono a riprendere di tutto e di più. Alla fine la Igor Gorgonzola vince il set per 25-18 dopo un errore al servizio di Nuakalor. Nel terzo ed ultimo parziale si registra un equilibrio iniziale, che viene però alla lunga spezzato grazie agli ace di Smaršek e ai problemi in ricezione delle azzurrine, in particolare di Van Gestel. Queste due giocatrici sono anche le protagoniste del punto finale dell'incontro, con la belga del Bisonte che attacca e la polacca della Igor che schianta giù un murone perentorio che certifica il 3-0 finale per Novara. Che sia l'Igor l'anticonegliano, la classifica in questo momento ci dice questo, anche se la distanza tra le due squadre resta ancora significativa. Per Firenze c'è da ritrovare una continuità di gioco che è stata assolutamente assente per vari motivi in questo mese di dicembre. Migliore in campo sicuramente Britt Herbots, autrice di 19 punti, per Novara bene anche Smaršek con 14. Per Firenze invece si è messa in mostra Nuakalor con i suoi 18 punti. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché comunque, come hai già detto te, le altre partite ci avevano messo sempre in difficoltà. Sono dell'idea che siamo riusciti a mantenere la calma e abbiamo fatto le cose che dovevamo fare, abbiamo un po' anche noi variato determinate cose, siamo state brave ad adattarci e alla fine abbiamo portato a casa un ottimo risultato.